Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà, eccezionalmente oggi alle 10 per un piccolo sconvolgimento di palinsesto, ma è per non annoiarvi. E invece più seriamente ci è venuto un dubbio stamattina, cioè ci è venuto il dubbio che si scriva riarmo europeo, ma si legga asse franco-tedesco, si legga trucco, furbata, stratagemma per resuscitare l'asse franco-tedesco, che dal nostro punto di vista non ha dato una grandissima prova di sé quando ha dato le carte per lustri in Europa. Forse l'ha data dal punto di vista della potenza economica della Germania e degli interessi nazionali francesi, ma certo non dell'interesse diffuso del continente e dei popoli europei. Perché diciamo questo però? Perché effettivamente cos'era avvenuto diciamo nell'era pre-isteria riarmo europeo? Che appunto quest'asse franco-tedesco si sfaldasse. Era cronaca quotidiana, diciamo. Cioè, facciamo un secondo la fotografia velocissima di come arrivano le due ex locomotive allo start dell'isteria del riarmo, no? La Francia arriva in condizioni economiche pesantissime, e i suoi titoli di Stato erano paragonati ai titoli greci definiti titoli spazzatura. Il gradimento del presidente Macron era ai minimi termini, la situazione di molte periferie francesi era totalmente fuori controllo, e la capacità trainante della Francia verso l'esterno era assolutamente esaurita, visto che anche l'economia domestica era in condizioni drammatiche. Dall'altro lato, la Germania. La Germania, non solo, ma principalmente per quella follia ideologica nota come Green Deal, stava assistendo alla frana, al collasso di sue filiere produttive importantissime, quella dell'automotive per eccellenza ovviamente, cioè colossi come Volkswagen, Continental, che continuavano a annunciare licenziamenti, dismissioni di stabilimenti, Volkswagen che chiude stabilimenti in Germania, che è una disfatta simbolica per l'immaginario tedesco, la capacità del cancelliere uscente Scholz di essere la mosca cocchiere in Europa, come era stato a lungo Angela Merkel, era prossima allo zero. E quindi anche la Germania era drammaticamente scesa sia come tenuta economica che come leadership politica, come incisività politica. Questo era, come dire, lo stato dell'arte delle due ex locomotive. E ora cosa succede con questa trovata del riarmo? Perché dico trovata? Perché anzitutto puzza molto di ipocrisia, perché le due nazioni di cui sopra, soprattutto la Germania di Angela Merkel, in quei lustri in cui davano le carte, sono state la causa del fatto che l'Europa sia oggi largamente in difesa tutto attaccato, proprio, cioè nell'incapacità di difendersi, perché per lustri queste classi dirigenti, queste due nazioni soprattutto, hanno benedetto la geopolitica del tubo con la Russia, cioè l'acquisto in massa di gas russo, dando a Putin le chiavi energetiche del continente senza prendere contromisure di difesa, perché tanto c'è l'ombrello americano, tanto paga il contribuente americano. Quindi la situazione in cui siamo è figlia di questo grande abbaglio, anzitutto franco-tedesco, e ora c'è il riarmo. Ora c'è il riarmo. Allora, questa follia concettuale per cui il riarmo è europeo, per cui bisogna mirare a un esercito europeo, che è, come dire, una cosa che va contro la storia, il pluralismo del continente, contro anche mille problemi logistici, per cui ci sono 27 filiere militari con 27 dottrine militari, 27 procedure. Questa roba a cosa è funzionale? È a funzionare al fatto che se c'è il riarmo europeo, se c'è la difesa europea unita, comune, univoca, questo vuole dire, uno, che tendenzialmente comanda il paese militarmente più forte, quindi sul continente la Francia.
il paese che ha l'atomica. Infatti Macron si è precipitato a offrire il suo ombrello nucleare all'Europa, come se la Francia potesse evocare una vaghissima e vaghissimamente credibile deterrenza rispetto alla Russia senza l'America, follia che nel dibattito è passata così come acqua fresca. Ha l'esercito più strutturato, e quindi tendiamo a pensare, conoscendo anche la lievissima propensione bonapartista dei francesi e di questo presidente, che vorranno comandare loro da un punto di vista operativo militare. Da un punto di vista economico, il riarmo è una formidabile occasione per la Germania per rialzarsi. Tant'è che il principale colosso produttore di armi tedesco ha annunciato che è pronto a produrre carri armati, tank, mezzi della difesa negli stabilimenti Volkswagen, che stavano chiudendo per il Green Deal e che ora hanno una formidabile occasione invece di rilancio. Per inciso, la Germania, che inizia a riarmarsi pesantemente, per chiunque abbia orecchiato la storia del Novecento, non è per forza una buonissima notizia, ma in ogni caso quello che emerge mettendo in fila i pezzi della cronaca è che il fantomatico riarmo europeo è una formidabile occasione per far risorgere l'asse franco-tedesco, una cosa che è sempre fattualmente, empiricamente andata contro gli interessi italiani e che è sempre empiricamente prodotto politiche miopi, che sono anche la causa della situazione in cui ci troviamo. E quindi, se questa è la vera ratio del riarmo europeo, è un motivo in più per dire no al riarmo europeo, sì all'irrobustimento della difesa nazionale, degli stati nazionali che non vogliono essere di nuovo eterodiretti dall'asse franco-tedesco. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.